quando ero piccolino. Acqua. Acqua buona. Oh, rompipetra. Anarchia. Oh. 2 ore fermi tutte le volte queste. Porco Giuda. È una cosa con la strada, guarda. Ah. Ma che snitch, fra, chiamano gli sbirri! Si vola! Oh, sei un grande! Mica puttana, mi hanno appena tagliato la strada ai carabinieri per correre dietro a Salvatore che ha impennato come un cazzone. E glielo dico sempre che qua non deve impennare. E ce li ho proprio attaccati al culetto, ragazzi. Carini e coccolosi, ragazzi, carini e coccolosi. Ci vediamo domattina! A domani! The next day. Quanto cazzo sta costando sta benzina? Stamattina siamo in un nuovissimo. Bravissimo! In compagnia di 3 ragazzi romagnoli. Sì, sono i ragazzi che mi sono venuti a trovare l'altra volta. Beh, già li ho portati un po' in giro per Napoli. Abbiamo fatto una giornata in barca. Gli ho cucinato un buonissimo spaghetto con i gamberi. No, con i gamberi. Con i granchi pescato stesso da me. Ed oggi ce ne andiamo direzione Vesuvio. Ma voi non l'avete visto, ma io ho montato la televisione sulla moto. È uno schermo che funge da navigatore. Può avere all'interno una SIM. Può fare sia da Apple CarPlay che da Android Auto. E ragazzi, è semplicissimo utilizzarlo, si collega tramite wifi. Anche l'attacco è una sciocchezza veramente. Ha lo stesso supportino, quello lì dell'Ista, con 2 perni si fissa. Il filo adesso è provvisorio, ragazzi, perché devo fare dei lavori. L'ho passato e alla fine è semplicemente un positivo e un negativo che vanno attaccati sulla batteria. Proviamo a collegarlo, dai. Come si collega? Eccolo qua. Ah, io ho il telefono deficiente. Ah, ragazzi, mi si è rotto lo schermo di sopra del telefono. Guardate, non funziona nulla. Devo utilizzare il telefono solo sotto. Eccolo. E adesso? Oh, che bello. Eccolo. Oh, che mostro. Bellissimo. Ce l'hai tu la televisione sulla moto? Sei un povero, sei. Io ho il gas deficiente, guardate, si muove tutto il registro. Quando vado ad impennare o quando vado a dare il gas a manetta mi trovo a decelerare invece di accelerare. È una figata, cioè, ma è velocissimo in quanto tempo si connette comunque. Io pensavo dovessi fare un casino, stare là a tribolare 2 ore per provare a connetterlo. Gli ho messo 2 secondi, ma ha fatto tutto da solo. Beh ragazzi, partiamo anche dal presupposto che non ho mai utilizzato un Apple CarPlay o Android Auto, che sono poverello. Le mie macchine hanno ancora lo stereo con le cassette, quindi di cosa parliamo? I believe I can fly. Curva col gomito e esce fuori con il corpo. Ragazzi, non servono le mani per guidare la moto, ma servono i piedi e le gambe. E la muovi come vuoi. Ma a questo punto finiamo di testarlo per bene. Accendo anche l'interfono e mi sparo 2 canzoni dato che siamo in tangenziale. Madonna, che canzoni di merda, perché c'è soldi in nero. Ragazzi, che tristezza è non far casino. Cioè, io devo farmi affiancare da una Benelli 800 e fa più casino della mia 09. La sentite? È una Benelli. Vai, se devi passare passa, zio. Vai. 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 Porco. Vai. 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 Vai a fare in culo. Ti volevo far passare. La signora cammina al centro della corsia. Siamo 5, vi pago tutti e 5. Ragazzi, passate, passate. Grazie mille, arrivederci. Grazie mille, poi sto cazzo che paghiamo la tangenziale. Oh, che belle curve. Bello, oggi un po' di Vesuvio. Finalmente anche la ruota davanti switchata sulla 09 questa qua. Ho fatto questo per 2 anni, che mi switcho i cerchi di qua e di là per consumare meglio le gomme. 130 in tangenziale. Si vola. No! Sei un grande! In autostrada! Ma questa è l'autostrada! Sei un grande, sei! È un'autostrada! Cioè, voglio giustificarti il tangenziale! Voglio giustificarti sulle SS! Quindi i raccordi, l'asse mediano! Ma non in autostrada! Ah, che mostro! A few moments later. Ma ragazza, ha chiamato la polizia per quello che... Serio? Ma che snitch, fra, chiamano gli sbirri! Addio, addio,
amici addio. Ma voleva che li chiamavamo noi, ha detto li avete chiamati. Ma mi dispiace tantissimo per il ragazzo con la bici. Sappi che se vedrai questo video non sei stato snitchato da noi, ma dalla signora in macchina. Ma ragazzi, comunque è una figata, sto coso. Cioè veramente c'ha una sensibilità rispetto al mio telefono con questi guanti, guardate. Macchinoso. Adesso subito scorre, bello, pulito. Buongiorno, scusa il tag, come hai fatto a riprenderti così in fretta dalle abrasioni e tutto? Devi utilizzare, scusatemi sto in moto, la connettivina plus con l'acido ialuronico e i sali. Cioè quella ti brucia un casino le prime volte che la metti, però ti fa guarire tutto subito. Tocca per leggere ad alta voce. No, comunque ragazzi è una figata sto fatto. Cioè è come avere il navigatore in auto. Mo adesso nei commenti sicuramente non è niente di nuovo. Per me è una rivoluzione, vai. Non so per voi. Speriamo che almeno la strada sia pulita. Pennatella? Ah, non riesco a gestire sto fatto del gas, ragazzi, è fastidiosissimo. No! I 20 euro sono i miei! Grazie. Andiamo a fare queste due curvette. Ragazzi, attenzione qua che c'è sempre briciolino. E infatti ma quanto mi mancava fare le curve con la 09, ragazzi, madonna mia. Non ce la facevo più con questo anteriore consumato. Bellissimo! L'ultima volta che ho guidato sul Vesuvio ho guidato sia l'RS che la Triumph e ragazzi sono un'altra storia nelle curve. A 09 sì, la butti in curva, sì, è precisa se la setti bene, ma io non la sento stabile come le altre moto e vado contro me stesso, ragazzi. Bisogna essere coerenti nella vita. C'è il cantiere, la strada sporca! Porca vacca! È bello il signore che ci sorrideva. Cioè, ma si allargano un casino, si allargano. Non hanno bisogno di allargarsi così tanto. State sempre, ragazzi, tutto a destra quando salite il Vesuvio. Cioè, realmente è pericoloso. Mi si muove il gas in mano, vaffanculo. Pullman, ragazzi, andate piano. Pullman. Viene su con una semplicità assurda. Il problema è sempre quello, il gas. Mi si chiude. Complimenti. Grazie. Da VM l'hai presa, eh? Bella, bella. Qui c'è la gente a piedi. Andate piano, ragazzi. Ma cosa è successo? Perché c'è la telecamera? Queste qua bianche che tu. Ma è mica ZTL. No, non è ZTL. Si può passare. Ah, non si deve correre, no? È giusto, è giusto. Lo shuttle è per la luna. Guarda come dondolo, guarda come dondolo. Hai visto quante belle cose ti sto portando a vedere, tutte case abbandonate? Madonna, quanto mi prenderei questa moto adesso, questo ragazzino. Vuoi guidare un 09? La 09 non l'ho mai guidata. Vuoi guidare, facciamo un cambio. Direzione McDonald's? Wow, sei autoconnesso anche. No, c'è partita anche in modalità navigatore. È come avere il cruscotto di un'auto. Cioè tu parti, accendi, parte in automatico. Dopo la curva si ferma sto cazzone. Cioè in curva ti fermi per fare le foto. In curva ti fermi per fare le foto. Mica puttana. Elefante! La vuoi una nocella? Ma ti viene per forza, puttana. Cioè già sta tutta l'erba. Poi camminate per centro strada. Buongiorno, caro.
Sembravi la polizia. Te lo giuro, ho fatto una corsa per venire qua sopra. Solo per te. Grande. Posso chiedere una foto? Certamente. Sto un po' tremando. Poi un piccolo autografo. Certo, però c'hai tutto tu perché non ho... Vai. Qua. Qua proprio. Mamma mia. Grande. E di cosa? Ma tu mo stai con la moto, sai? E noi stiamo andando tutti quanti alla doganella a mangiare un panino. Vuoi venire con noi? No, devo tornare a casa. Mamma, sono sceso in 10 minuti. Mamma mi sta... Vai, sarà per la prossima allora. Ciao Valentino. Buonasera, buona giornata. Io mi emoziono più di loro, io quando sono emozionato. Se lui era in imbarazzo, era più in imbarazzo di lui. Ma no, che strade di merda. Cioè voleva avere ragione, amico. Per questo io ragazzi litigo con le persone, perché voi non riuscite a vedere, non si nota tante volte le loro facce e la maggior parte le oscuro, perché poi se no non mi voglio trovare denunce. Ma quelli vogliono avere ragione, è quella la rabbia, per questo uno litiga. Perché anch'io faccio le cazzate, vero? Se qualcuno mi dice che ho fatto una cazzata, io sto zitto, ho fatto la mia cazzata, è giusto che sia così. Le bravate le facciamo tutti quanti. Però questi quando fanno gli errori poi si sentono anche tirati in causa, cioè nel senso se la prendono sul personale, se uno gli dice stronzo mi stavi ammazzando. Cioè poi là non gli abbiamo detto niente, semplicemente ho allargato il piede per segnalare a loro dietro, e lui mi ha bussato. Ragazzi, noi andiamo di là. Sarà per la prossima. Un bacione. Di nuovo! E come al solito il gas me lo ritrovo in Giappone. Vaffanculo. No ragazzi, l'ongo originale non si può controllare, veramente, io non me la ricordavo. Con lo scarico senza mappa perde tantissimo, così è ingestibile, cioè si alza sempre, slitta sempre. Erano 20 euro. Guardate questo uè ragazzi, perché fate queste cose? Guardate, mi fate mettere paura a me. Fa un po' caldo, leggermente caldo, facendo la ricotta. È come se già sapesse dove dovessi andare, è già uscito l'Anicre, bellissimo. Ah! Cioè, mi hanno urlato dalla strada che sto perdendo la targa, allora sono venuta in piazza. Allora, questa non la puoi perdere perché questa vite te la blocca al 100%. Si deve stringere l'altra vite. Però andiamo, la stringiamo all'Anicre. Leviamoci da mezzo alla tangenziale. Non la perdi per arrivare all'Anicre, tranquilla. Una è ferma, una è svitata, capito? Mi mancava il lago. Ah, ma c'è proprio l'alta marea. C'è il lago e proprio c'è... È una cosa con la strada, guarda! Allora non è che ha sbrodolato, perché poi ho fatto la storia, ho detto ragazzi fate attenzione che mi hanno avvisato che il lago ha sbrodolato. E no, sta proprio sbrodolando fuori. Te la do per buona però. Come cazzo escono ragazzi, e questo deve andare piano. Ma come puzza pure poi. Io devo andare pianissimo, non ho il parafango. Grazie. Grazie! Ce l'ho detto pure, vai piano, sì. Ha sbrodolato ovunque! Una banana piccolina! Io uso la scorciatoia. Mi ha schizzato uno schizzo in bocca. Siamo sudati marci. Poi amo, me ne vado, penso stanno aspettando tutti quanti a me. Grande! Porco Giuda! Perdi per te Caranani? Marco, per i Rizzini per con la Benelli. Bella, importante, fatta bene, a 300 euro, non a 30.000. Così, fatte bene. Qua, così, fatte bene. La utilizzerò come marchetta. Questi guanti sono buoni, così, fatti bene. Il pompiere paura non ne ha. Stava facendo la pipì quel pompiere. Stava facendo la pipì per spegnere il fuoco. Servizio, frate, lo giuro, che è schifo. 2 ore fermi tutte le volte queste. Poi si blocca di nuovo, poi si riblocca di nuovo. Si è bloccato. È olio. Brutta. Sì, ma bisogna mettere qualcosa, qua si fa male a qualcuno. Guarda, avevo riconosciuto da onda sta voce. Sta bene.
Dai, mi hanno un messaggio, mica mi rispondi. Ma non è colpa mia, su Instagram veramente c'è un casino di messaggi, c'ho. Si pensa che è Carlotta! Later. Oh, Robby Petra! E Robby Petra! E Robby Petra, te lo giro su mamma, vai a vedere! Oh, guarda! È lui, è un grande! Anarchia, oh, il panico! It's beautiful! Oh mamma mia! Perché te tortenari? GoPro! Acqua! Acqua! Acqua buona! Acqua buona! Questa è la situazione al centro di Napoli. Andiamo bene. Vogliamo che impegni! So ci fa quello senza maglia, ubriachissimo. Sono distrutto. Ti possiamo dare una spinta? Quando posso cerco di aiutare sempre. Sì, sì, perché poi alla fine che ci costa? Io, quello veramente ci metto 30 secondi a dargli una spinta. E lo porto fuori dal raccordo almeno. Vai, e te prendiamo velocità. Ah, alza i piedi, alza i piedi. Sì, rubavo quando ero piccolino. Ciao ragazzi, grande male, ci vediamo al prossimo video. Se potete, aiutate sempre.